e poi nell'acqua gelata. Stanno arricciando, ragazzi, guardate, eccoli qua. Poi cosa faccio? Li giro, ok? Metto una alla volta, 2, i ricciolini ci stanno perfettamente coperti di acqua. Carote, menta abbondante, 2 limoni, un'arancia, pepe e un poco di sale, l'aglio super fresco e soprattutto un pezzetto di sughero. Ho brode purpe completo. Fatta cuocere piano piano, dolcemente. Dopo circa 10 minuti alziamo le carote. Filo d'olio evo, basilico. Vedete, ragazzi, il più piccolo è cotto e lo mettiamo qui. Cotto lo mettiamo qui. Vediamo bene fumaniti. La testa del polpo la dividiamo sempre a metà, un po' d'olio e soprattutto tantissimo pepe. Il polpo è bello, lo taglio. Come si taglia? Carote, menta, iniziamo a consumare. Guardate, ragazzi, poi intervallate sempre con un po' di condimento. Ragazzi, abbiamo imbottonato benissimo. Si vede? Bello? Impellicoliamo e andiamo in freezer 2 ore. Siamo in freezer. Eccolo qua. Guardate com'è carino. Continuiamo ad affettare. Disponiamo le nostre fette. E voilà. Ok. E attendiamo che raggiunga la temperatura ambiente. Già che non si butta mai nulla, col Obrole Pulp stiamo preparando un grande risotto. Non me lo mangio. Viva Napoli!